Buone domeniche, che l'amor, la pace e la fede al Signore e entri in te vostre chiese, tal vostre cur e che resti. Il Vangelo alle che di Luca. I genitori di Gesù avevano l'usanza di là a Gerusalemme ogni anno per feste di Pasqua. Quando è arrivato lui a 12 anni, i suoi e sono lassù a Gerusalemme secondo l'usanza. Passati i dies, intanto che loro tornavano in Daur, il frutto era restato a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Crodin che al foste comitive hanno fatto una giornata intera di strade, dopo lo hanno ciruto fra i parenti e i conoscenze. Stant che non lo chiatavano e sono tornati a Cirillo a Gerusalemme. E alle succeduto che lo hanno chiatato dopo 3 dis dal Tempio, sentato fra mies dei dottori, tutti intenti a ascoltare e a fare domande. E dopo che lo ascoltavano si smaravavano delle sue intelligenze e delle sue risposte. Viodinlo e sono restati scaturiti e somare gli ha detto, «Fi, perché non sa tu fate queste? Beh, to pari e io spase mazzo, levin a ceriti». Ma lui ora ha risponduto, «E perché mi ceriviso? Non sapeviso che io sta da ures robis di mio pari». Loro però non hanno capito che urveve dite. Allora, alle latio con loro, alle tornata a Nazareth e stava sotto di loro. Somari e tinive conti tutti questi robis dentro tal socur. Gesù al cresceva in sapienza, in età e in grazie davanti a Dio e davanti agli uomini. Eccomo. Allora lo portava in tal tempio, la bella abitudine che avevano anche i genitori, una volta, perché come poi gradea della roba, perché al succede magari che la domenica sia di fare tanti altri robi invece di là a messe. A dire la verità, in qualche parrocchia i predis, che sono furbos, ecco, e fanno la dottrina prende messe in modo di ve i frutti a messe, che se no non si uviot. Ma sai anche, ecco, che i genitori poi furbos in modo di predi se portano il frutto a dottrina e vengono a chioilu dopo finite messe. Come lei c'è quei chiatati, sono un libro scritto di un musulmano, ecco, ma l'ha venduto un neri lì in via Trepp. Che l'ha scritto. Un frutto che al cresce in tune famè musulmane, al viot ogni di ducchia prea in famè. E già che senza nessuna raccomandazione basterà permettersi anche lui a prea. L'abitudine che appade su di picciul non la mole quando diventa grande, anche se non capisci le speraulis dal Coran. Anzi, al stare mal serves di molà queste abitudini. Basta pensare parsore e si capisce che gli robis che non si dismentein più sono proprio che si imparati di frutti. Questa se vengono in qua e ovarindi imparati loro a tornare a prea infame. Poi bene. Passati che dis, intanto che tornavano in Daur, si sono disasti di velo perduto il Signore. Anche noi al succede che perdiamo il Signore. E attenzione, tante volte non si visino come loro di velo perduto, però possiamo visarsi di tornare a Cirillo sulla base del nostro stato d'animo. Vi ho detto che quando noi sentirà, quando si nervosi, quando si avvelis, quando o si superficiali, quando in pratica o i dati importanza al altri che non è lui, o stin mal nove. Perché adesso la Bibbia che i due possono essere lavori di fa per aulis sintudis, per aulis ditis, che diventino, acchiappino tutta la nostra attenzione, diventino un idolo. E i idoli, adesso la Bibbia, sono idoli di morte. E allora, quando o stin mal, bisassi che lo vin perdo lui e torna a Cirillo di capot.
lo chiati in tal templi, dove la podino chiatalo, no? Sì, podin chiatalo anche inglesi, per l'amor di Dio. E attenzione che chiatat con lo vin inglesi, ha un cartel sulla porta dell'eglesie. Colì si entra per volei ben a Dio, ma di colì si es per volei ben ai fradis, perché quindi chiatalo anche ai fradis. Lo hanno chiatato al tempio, che è la iglesia, però il tempio là che a lei sta il Signore, a lei propite l'omp. E allora può chiatarlo in tune persone che si comportano come il Signore nei nostri riguardi, in tune persone che nos dis une paraule che è come li speraulis dal Signore, o può chiatarlo anche lì. Certa lei che ho vindi PSA a Cirillo, par sta bene, vuoi dire, perché se lo mettin lui al primpuesto, sicuro che ho superin ogni brutto stato d'animo covin. La Madonna che dice, ma perché non stato fate queste? C'è tanti svolti, sanguinò coi disegni a Dio che non veve, di lasciare morire il figlio a un mari, a un pari, che non veve di lasciare morire la femmina a un uomo sposato, che i vedui non si ragnino, dicono le femmine. Ecco, tanti svolti lo interrogano, ma perché fatto certi robis? Perché permetti tu, Signore, certi robis? Cirdi pensai dos svolti, prendi la sa che succedono certi robis. E lui dà la risposta, anche se tanti svolti non nos risponde, quando io faccio che domande lì. Al dice, non sapevi se così stai da ore robis di mio pari. Però ora ha risponduto, ma loro non hanno capito che ora dite, non hanno capito. Ecco, condotto che ora ha risponduto, loro non hanno capito. Ah, sono che robe che succedono e non capiscono il perché che succedono. Allora, proprio perché non capiscono, ho vinto però di conservarli dal nostro corso, Mario, tieni conto di questi robe dentro dal suo corso, perché ti ha che certi robe che non succedono, avanno eins e eins per capire il perché che sono succeduti. Si capiscono? Io mi pensi alle morti il pari di 4 frutti che ieri in Giovis, ecco, ma tu domandi al Signore, ma non vi ho detto che commentare. Poi ben, la morda pari io a fas cresce che i frutti lì, più alla svelta in chiemo, una maturità, un senso di responsabilità, e andare in quattro. Eppure, a distanza di tempo tu dici, alle perché le morte il pare che chi si sono fatti così bene, dal punto di vista di maturità proprie umane. Allora, conserva, perché non viene il chiaf piccolo e ho capito le robe a plank, conserva, doce che non capiamo dal nostro cuore, che prima o dopo nos dà la luce per capirlos, e capì il ben che è venuto anche dei robe negativi che non ho capito. Prein, dal nome del Padre, dal Figlio e dal Spirito Santo. Amen. Signore, c'è tanti svolti che anche noi ti perdiamo per strade. Io sono buoni distanti e più di 3 giorni senza di te. Poi, quando ho bisogno, si mettono a ceriti fra mies di che altri e non ti chiatin. Che Svangeli nos insegna che tu sei tal templi. E allora non vindici riti furdino, perché a Nadalo vin saputo che tu ti sei incarnato e allora ho vindici riti dentro di noi, che ho sin il tuo templi, ed ogni di noi anche dentro di chi altri. E lì ti chiatarin, che tu nos insegni robis che come Maria e Giuseppe arrivino a capire un po'. Ma c'è che è importante, è di portati e tigniti a chiase nostre, perché tu cresci dentro di noi e non con te, sempre più. Amen. Allora, subito al finisse l'anno, al tacche un nuovo, us auguri la forza
di voltare pagine, proprio pensando che il Signore è con voi e usiude a disventare che il passato che può dare intorgulire la vostra vita prossime, che dal new anno, e divisarsi di restare con Lui tutti i 365 giorni dal 2022. Questo è il mio augurio. Buone domeniche e mandi.